Quanto è importante oggi nella formazione di un medico una specializzazione come quella delle cure palliative? È un elemento direi fondamentale. Noi ci siamo posti il problema perché ci eravamo resi conto che molte specializzazioni toccavano, sia pur marginalmente, il tema della palliazione, ma in realtà questo approccio, che prevede un approccio multidisciplinare e, come si dice comunemente, ancoristico nei confronti del paziente, richiede un nuovo specialista che, oltre alla componente medica, e quindi all'approccio tecnico, alla conoscenza di mezzi e strumenti che permettono, per esempio, di alleviare il dolore, richiede anche uno specialista che abbia una fortissima componente umana e psicologica. L'approccio al malato terminale è un approccio complesso, è un approccio dove bisogna interagire col malato, ma molto spesso anche con le famiglie del malato, per creare attorno a una situazione drammatica, che poi rappresenta un po' l'interruzione della serenità di un percorso di vita all'interno di una famiglia, prevede un approccio multisistemico dove spesso l'equipe interviene in maniera complementare per aiutare il malato, ma anche chi gli sta attorno. Un evento come quello di oggi ha questa funzione. Noi come università abbiamo l'obbligo di educare, abbiamo l'obbligo di amplificare con i nostri mezzi la conoscenza e abbiamo l'obbligo di formare. Ecco, il tema della formazione in ambito sanitario lo faremo col Policlinico, ma abbiamo già cominciato perché nei nostri corsi di laurea abbiamo già introdotto la possibilità di fare delle ore di lezione sulla palliazione. Devo dire che la sensibilità dei giovani studenti sta crescendo, quindi siamo ottimisti che nell'arco di qualche anno creeremo una corte di ragazzi consapevoli e pronti a realizzare quello che purtroppo ancora in Sicilia non c'è, quindi la piena attuazione della legge, che vede ancora purtroppo il Sud arretrare e vede ancora molti pazienti, addirittura 2 su 3, non poter accedere correttamente alle cure palliative. Oggi la SAMO, storica associazione che si occupa di cure palliative, è all'interno dell'università con gli studenti. Qual è il messaggio che vuole consegnare a questi studenti? Ma il primo ringraziamento non lo consegno agli studenti, ma lo consegno all'università, ringraziando il rettore che ha promosso, sostenuto e avviato questa iniziativa. La prima nel settore perché questi giovani studenti universitari in medicina possono entrare nella cultura delle cure palliative. Questo è il valore etico e funzionale di questo incontro di oggi. Le cure palliative non sono qualcosa di voluttuario o qualcosa che si può fare o non si può fare. È un qualcosa che si deve fare, si può fare perché si è eticamente convinti, si può fare perché si è scientificamente convinti, o ambedue le cose, ma è importantissimo poter dare le cure palliative a chi ne ha bisogno. Finalmente arrivano riconoscimenti di altissimo livello come quello di oggi.